Nel territorio del medio fiume Piave troviamo di luoghi di sorprendente interesse dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, come l'insieme delle isole fluviali del Greto e dei terrazzi alluvionali denominati Grave di Papadopoli e l'oasi del Codibugnolo. Le Grave di Papadopoli, tra i comuni trevigiani di Maserada, Cimadolmo, Mareno di Piave e Spresiano, è il nome di un'isola formatasi nei secoli al centro della conoide alluvionale in questo largo tratto del fiume, dove la Piave si divide in due, da sempre, con mutevoli rami fluviali fra Cimadolmo e Salettuol di Maserada. Il nome stesso Grave, cioè ghiaie, lascia ben comprendere le caratteristiche del luogo, caratterizzato appunto da una vegetazione particolare rispetto all'area circostante, tanto da offrire, in luoghi particolari non toccati dall'intervento antropico, un'impressione quasi di steppa, con manto erbaceo stentato non privo di sorprese. Si notano i sassi anneriti dai licheni endolitici. Non manca tuttavia un'interessante flora magredile che va dai vari tipi di orchidee, al timo serpillo, alla globularia cordifolia, al Teucrium montanum, all'eringio ametista, eccetera. Nei tratti più prospicenti al corso del Piave troviamo una vegetazione arborea ed arbustiva più ricca, dove abbondano i salici e i pioppi associati allo strato arbustivo a rosa canina, biancospino, sambuco nei tratti limosi, sanguinella e ligustrello, con cespugli di crespino ed olivello spinoso nei tratti con substrato ghiaioso, eccetera. Interessante è anche la storia di quest'area, legata ad importanti momenti del primo conflitto mondiale e ancor prima alle fluttuazioni delle zattere verso Venezia con i porti fluviali di Nervesa e di Lovadina a monte di questa zona. Seguendo verso valle il fiume, ancora con caratteristiche non proprie della bassa pianura, troviamo poco distante l'oasi di Codibugnolo, presso una golena non antropizzata e costituita da diversi habitat con un buon livello di naturalità. Vi troviamo biotopi a bosco igrofilo e ripario, prati aridi maturi, simili ai magredi friulani, radure a prato stabile e fasce perifluviali nei letti abbandonati dalle correnti fluviali, con ghiaie affioranti e vegetazione pioniera. Penetrando nella fitta boscaglia a margine dei vigneti, colpisce la scarsissima penetrazione solare per via delle chiome di grandi noccioli e pioppi neri. Sembra di entrare in una stanza con la moquette, attraverso un gradevole sentiero nel verde e alcuni ponticelli, fino ad una radura rettangolare con area attrezzata per lezioni didattiche sul campo. Da questo punto la maggiore esposizione solare favorisce la presenza di piante evolute, quali l'orchidea militare e la cefalantera, orchidea bianca, assieme ad altre orchidee proprio al limitare dei boschi ripari ed altri splendidi fiori delle specie erbacee, tra i quali l'eliantemo, l'onoide spinosa, la sanguisorba, eccetera. Il fascino di quest'oasi è dato dalla contiguità che accosta in poche decine di metri ambienti completamente diversi, sempre ricchi dal punto di vista vegetazionale. Particolarità che ha portato alla tutela europea dell'area come zona di protezione speciale per la direttiva Habitat, insieme alla conseguente indicazione di conservazione per la direttiva Uccelli, in quanto rotta di migrazione dell'avifauna europea nidificante. La varietà vegetazionale spazia dal pioppo nero al salice ripaiolo, dal corniolo al profumato ligustrello, dal caprifoglio rampicante all'invadente amorfa, dall'orniello al carpino nero che insieme al tiglio costituiscono uno stadio vegetazionale evoluto che prelude alla comparsa dell'associazione vegetale del bosco planiziale, con carpini bianchi e querce farnia. Al margine nord-orientale dell'oasi del Codibugnolo si trova l'alveo fluviale in continua trasformazione ad opera delle piene e delle morbide del fiume, con la presenza di ghiaie bianche che riverberano la luce solare. In questo ambiente troviamo piante particolari che amano la luce, come la budleia, il cespuglio delle farfalle, l'erba viperina dall'abbondante nettare, l'appariscente tasso barbasso dall'alta spiga di fiori gialli, fino alla prostrata e rara Fumana procumbens, tipica dei litorali protetti dell'Adriatico. È questo un ambiente unico dove ben si evidenzia la spartizione vegetazionale, principalmente dettata dalla presenza e dalla mutevolezza dell'apporto fluviale.
e quindi la straordinaria capacità di adattamento della natura. Non è un caso trovare in luoghi come questi una pianta tipica dell'arco prealpino, come la Globularia cordifolia, accanto ad una specie erbacea perenne che ritroviamo insediata nelle dune costiere.